Buongiorno, benvenuti a questa edizione della Focus TG. In questo telegiornale una selezione delle notizie più importanti dal Veneto di questa settimana. Sono state destinate delle unità mobili da parte dell'esercito per lo screening nelle scuole, che quindi potranno anche questi andarci ad aiutare in quei contesti dove sappiamo poi c'è un intasamento un po' più importante. Scenderà in campo anche l'esercito per garantire il tracciamento nelle scuole del Veneto, dove oggi sono rientrati in classe tra dubbi e polemiche quasi 600.000 studenti. Regione e commissario Figliuolo hanno quantificato le risorse a disposizione. Noi avevamo la previsione di una unità per azienda sanitaria, quindi vuol dire per il Veneto 9 unità che sono formate oggi da un dottore e da 2 infermieri. Molto di più potranno fare le farmacie, ora abilitate anche per lo screening scolastico, novità saliente degli ultimi provvedimenti. La previsione inserita nel decreto, che non era prevista prima, che quindi le farmacie potranno effettivamente effettuare anche questo screening di autosorveglianza, ci va ad aiutare, perché potrebbe essere che poi la classe individui la farmacia del paese, si mettono d'accordo in una sera, appunto in un'ora della serata, per portare tutti i bambini a fare lo screening. Esercito e farmacie sono quindi una prima risposta, con il presidente Zaia che continua però a chiedere una risposta univoca al CTS sul nesso tra rientro in aula e curva epidemica. Un dato è ormai evidente. Dobbiamo essere molto onesti, che con numeri come quelli che stiamo vedendo oggi è veramente impossibile pensare al tracciamento, al contact tracing, a fare le telefonate, a chiamare, ad avere il tampone in tempo reale, cioè è automaticamente e umanamente impossibile. Intanto il contagio sale, proporzionalmente meno i ricoveri, anche se i decessi nelle 24 ore causa Covid sono stati 23. 215 posti letto occupati in terapia intensiva, quasi 1600 in area non critica. In termini di colorazione, questa è la prospettiva. Secondo me rimarremo gialli anche tutta la settimana prossima. L'altro fronte è quello delle vaccinazioni, con il superamento nel weekend della cifra monster di 9 milioni e mezzo di somministrazioni in Veneto, con lo stesso Figliuolo che ha annunciato vaccini anche di notte, visto l'obbligo per gli over 50. Nessuna preclusione per la regione, ma resta il nodo di sempre. Se serve, è chiaro che noi abbiamo aperto anche per il passato i centri vaccinali fino alle 24, alle 23, quindi se serve noi siamo pronti. Anche qui però ricordiamoci che c'è sempre un problema legato al personale. Allora io la ringrazio perché mi dà l'opportunità di fare un appello a tutte le famiglie. Guardo proprio nella telecamera, vi prego, cerchiamo di limitare in questo periodo di quarta ondata, di picco, ecco, se così si può dire, tutto quello che è superfluo, festeggiamenti, visite, pigiama party, perché poi dopo ricade inevitabilmente sulla scuola. A scuola le regole sono rispettate, stiamo attenti a tutto, abbiamo dei protocolli molto rigidi che rispettiamo, insomma i genitori ne sono a conoscenza, però se poi vanifichiamo tutto con delle leggerezze, consentitemi il termine, quindi organizzando feste e festicciole, dopo inevitabilmente succede che a scuola i contagi aumentano e quindi siamo costretti poi alla DAD. Assenze al 20% nel primo lunedì dopo le feste di Natale nelle scuole che fanno parte dell'Istituto Comprensivo Vivaldi di Via Chieti al Basso Isonzo. 4 primarie e 2 secondarie frequentate da 1180 alunni e nelle quali lavorano circa 200 adulti tra docenti e personale ATA. Le assenze nel 9° istituto comprensivo, dice la dirigente, sono in linea con le previsioni. Il suo appello è accorato e guarda anche al territorio. Io so che il SISP è in affanno e come possiamo giudicare male il SISP? Cioè sono oberati di tamponi, di situazioni insomma al limite. I genitori facciano la loro parte fuori dalla scuola, ricorda la Ferrara, perché i loro ragazzi qui dentro sono al sicuro, per non dover ricorrere alla DAD. I dirigenti non sono a favore della DAD, vorrei chiarire anche questo, però noi facciamo la nostra parte, chiedo ai genitori di fare anche lo stesso, insomma, per quanto concerne loro. Ragazzi, mi rinfasco, per favore. Partite da oggi le nuove restrizioni per il trasporto pubblico urbano, controlli alle fermate di autobus e tram anche a Padova.
Il primo giorno è andato bene, ci confermano gli addetti alla verifica del Super Green Pass. Sta andando molto bene. Le persone sono molto educate e preparate. Necessaria per salire sugli autobus e sui tram la mascherina FFP2. Non basta più solo quella chirurgica. Gli utenti si sono dimostrati informati. Sono pochi quelli che non avevano con sé il dispositivo di protezione idoneo per salire sui mezzi pubblici. Quei pochi sono stati allontanati. Alcuni no, alcuni non si rendono conto, però sono molto gentili e se li cambiano, altrimenti vanno via. La scelta di controllare prima che gli utenti siano saliti, ci spiega l'assessore Andrea Ragona, è stata fatta per evitare di dover sanzionare chi non fosse in regola sul mezzo. Vengono fatti prima di entrare, in questo modo cerchiamo anche c'è il modo di spiegare alle persone, evitiamo così anche di andare a punire le persone, perché se venissero trovate a bordo non con il Green Pass in regola, ad esempio, dovrebbero essere sanzionate. Invece in questo modo si può evitare la sanzione spiegando semplicemente che le persone non possono entrare e quindi devono trovare delle alternative. Il Green Pass rafforzato nei mezzi pubblici. Dopo giornate di roventi, polemiche, minacce ad amministratori comunali e denunce alla Digos, è arrivata da Roma la deroga. Da oggi e soltanto fino al 10 febbraio a Venezia la deroga sui vaporetti. L'eccezione soltanto per 2 ragioni: studenti e salute. Significa che è consentito usare i vaporetti anche a chi è munito di certificazione base per documentati motivi di salute e di frequenza scolastica, spiega l'assessore alla mobilità Renato Boraso. I comuni e le città applicano la legge. Il decreto legge ha introdotto su indicazione del sindaco e anche del presidente Zaia una deroga, ma è molto semplice la deroga perché è proprio scritta nella circolare, è scritta e parla di deroga agli studenti e le persone che si devono spostare per motivi sanitari, se uno deve andare all'ospedale, eccetera. Significa altresì che le persone non vaccinate, sebbene con Green Pass da tampone negativo, non potranno prendere mezzi pubblici e quindi lasciare le isole. Deve attenersi alle disposizioni di legge, cioè deve o rimane a casa, purtroppo mi sono molto dispiaciuto, o si vaccina. E noi invitiamo i cittadini a vaccinarsi perché è nel loro interesse per la loro salute e dei loro familiari, oppure si muovono con mezzi privati, taxi, si organizzano qualche mezzo privato. L'amarezza dell'assessore Boraso, che per le sue dichiarazioni si è trovato suo malgrado nel mirino di alcuni Novax, con pesanti minacce e insulti recapitatigli via mail. Cognomi, ognuno si prende le sue responsabilità. Informati Digos e sindaco, è già passato alle vie legali, spiega. Però sinceramente di essere minacciato e essere insultato da nazista di merda anche non ci sto, sinceramente, perché qui non stiamo giocando, siamo in un momento di grande difficoltà, di grande contagio di questa variante Omicron. Raccolgo 1.000 euro da questi signori, li devolvo in beneficenza. Una salita di cui ancora non si vede il culmine, quella del Covid in Veneto. Per arrivarci, secondo i modelli di previsione, occorreranno almeno altri 10 giorni. I contagi hanno registrato nelle ultime 24 ore una nuova impennata, 21.504 i nuovi casi con 29 decessi. Le giornate di oggi valgono 5 giornate della peggiore ondata del dicembre 2020. Siamo preoccupati perché siamo a 1.900 persone ospedalizzate, delle quali 215 in terapia intensiva, e che sono per il 75-80% non vaccinate. E la sfida è una sfida quotidiana, abbiamo una previsione in un modello che ci dà il picco dei contagi al 23 di gennaio e il picco delle ospedalizzazioni verso il 12 di febbraio. Speriamo non sia così. Il momento di maggior stress degli ospedali lo si avrà quindi tra un mese, anche se l'incidenza dei ricoverati è nettamente inferiore a quella di 12 mesi fa. Se il numero dei pazienti delle terapie intensive rimane stabile a 215, continua a salire quello dei ricoverati in area non critica, 1680, con un aumento nelle 24 ore di 88 unità. Gli attualmente positivi nell'intera regione hanno superato la soglia dei 200.000, ma
ma tra quarantene da contatto e isolamenti fiduciari i veneti costretti a casa sono molti di più. E per i lavoratori si apre una questione molto seria. Dal 1 gennaio l'INPS non parifica più il trattamento economico della quarantena a quello della malattia. Questo significa che molti che verranno quarantenati dovranno prendere ferie oppure saranno assenze non retribuite. Direi che è anche un incentivo in minima parte anche a non dichiararsi più magari i contatti di positivi. Spero vivamente che a livello nazionale la quarantena, se si fa, venga ripristinata al pari di una malattia. Zaia non esita a sottolineare come questo sia allo stato attuale il più grosso problema in campo, ribadendo l'invito al governo a rifinanziare la copertura dei periodi di assenza dal lavoro causa Covid. Tutte le persone che sono a casa in quarantena preventiva senza essere positivi, passatemi il termine, oggi il nostro governo dal 1 di gennaio non ha più finanziato il fondo INPS e quindi praticamente non hanno diritto e titolo ad essere comunque risarciti come fosse una malattia. Dal 1 gennaio infatti i casi di quarantena o isolamento fiduciario non sono più equiparati alla malattia e questo a causa del mancato rifinanziamento del fondo INPS da parte del governo. I lavoratori dunque, contatti di un positivo, una volta esauriti i permessi o ferie, avranno un'unica prospettiva. Gli viene decurtato lo stipendio in quanto quelle ore non gli sono pagate in nessun modo. In questo momento nella Marca Trevigiana sono 40.000 cittadini in quarantena o in isolamento, una situazione che si riflette anche nelle aziende artigiane del territorio in forte sofferenza proprio per i numerosi dipendenti a casa perché positivi o contatti stretti, ai quali si aggiunge l'ormai cronica carenza di personale specializzato. Questo fa sì che le nostre aziende siano in ulteriore carenza di manodopera, quella che avevano comunque loro, che gestivano nella propria azienda, e quindi si somma anche la difficoltà di essere capaci a consegnare quelle che sono le commesse. Se da un lato il settore amministrativo può ovviare a questa situazione con lo smart working, il lavoro agile non può certo applicarsi al settore dei tecnici operai che rappresentano il 90% della forza lavoro. Dagli artigiani dunque un accorato appello al governo. La possibilità di poter al governo di poter rifinanziare questo fondo che l'anno scorso erano 188 milioni di euro. Votanti numero 46 hanno ottenuto voti Zaia 37, Ciambetti 36, Possamai 9, Soranzo 1. Risultano eletti Zaia, Ciambetti e Possamai. Il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale e il capogruppo del principale partito d'opposizione, 2 vicentini e un trevigiano, parteciperanno all'elezione del prossimo Capo dello Stato in qualità di grandi elettori del Veneto. Il Parlamento è stato convocato in seduta comune per la prima votazione il 24 gennaio. Immagino che il 24 la prima votazione sarà una votazione, che non ci porterà a un'elezione, visto e considerato che il Covid imporrà una votazione al giorno, probabilmente darà vita a un 24 ore di riflessioni tra le segretarie del partito, visto e considerato che il Presidente della Repubblica lo elegge il Parlamento. Le previsioni sono difficili perché il tentativo è di convergere su un nome che possa raccogliere il maggior consenso possibile e il PD, ad esempio, non intende trattare sulla candidatura di Berlusconi. Sono schermaglie che da qua al 24 di gennaio le vedremo in tutte, declinate in tutte le maniere. È una cosa che avviene ogni 7 anni, quindi non mi sto stupendo di nulla. Capiremo e vedremo nei giorni immediatamente appunto precedenti alle prime votazioni quale sarà il vero clima. Serve un Presidente della Repubblica che assicuri all'Italia nel prossimo anno e mezzo, ma ovviamente anche oltre, stabilità per portare avanti il PNRR e ovviamente la guerra contro la pandemia. Giacomo Possamai non ha partecipato alla votazione che lo ha nominato grande elettore in quanto risultato positivo al tampone, una condizione che non ne pregiudica la carica visto l'ancora ampio margine disponibile. Tra i consiglieri intanto nessuno azzarda previsioni sul prossimo inquilino del Quirinale. Credo che si debba trovare una soluzione che riesca a gestire sia l'elezione del Presidente che la prosecuzione del governo, perché se no ci troveremo scoperti sul fronte dell'esecutivo. È una situazione in divenire, nel senso che la vera partita poi inizierà a partire dalla terza votazione e allora là capiremo veramente che cosa si intende fare. Sono fasi delicate nelle quali non intendo entrare per quanto riguarda appunto il ruolo che ho all'interno della Regione del Veneto.
Lavoravano con turni massacranti di 15 ore senza pause, senza riposi settimanali, con gran parte degli stipendi in nero, il tutto sotto la costante minaccia di licenziamento. Si tratta di alcuni dipendenti di nazionalità moldava, formalmente inquadrati all'interno di una cooperativa e di una SRL con sedi in Lombardia, ma di fatto impiegati all'interno di una società di Posina, che si sono rivolti alle fiamme gialle di Schio esponendo quello che accadeva. Con la complicità di un caporale moldavo, stando alle ricostruzioni della finanza, sarebbero stati arruolati con nazionali in patria, con falsi documenti di identità per consentire l'ingresso illegale sul territorio nazionale. Accertato anche l'impiego di un minorenne per il quale erano stati inseriti dati falsi nella richiesta del codice fiscale al fine di farlo figurare e assumerlo come maggiorenne, una modalità di sfruttamento messa in atto dal caporale di cui i vertici aziendali sarebbero stati consapevoli, come ricostruito dalle indagini dei finanzieri. Sulla base di questi elementi sono state emesse nei confronti di 3 dirigenti della SPA misure cautelari interdittive. 7 le persone indagate a vario titolo per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato, violenza sessuale, favoreggiamento dell'ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, utilizzo di manodopera clandestina, possesso e fabbricazione di documenti falsi e falsità materiale. A Bibione le prime luci della mattina illuminano i resti ancora fumanti di quello che fino a poche ore prima era un magazzino edile di ferramenta di 1 migliaio di metri quadri, ora distrutto in poche ore dalla furia delle fiamme. Qua e là, all'interno della struttura, sopravvive ancora qualche focolaio che sarà spento attorno a mezzogiorno al termine di parecchie ore di intenso lavoro dei vigili del fuoco. In Via del Sole l'allarme è scattato alle 5:30 del mattino. All'arrivo dei vigili del fuoco l'incendio aveva già raggiunto ampie dimensioni. Per domarlo sono dovute intervenire diverse squadre di pompieri arrivate da Portogruaro, Lignano, Latisana, Udine, Mestre e Pordenone, con 4 autopompe, 3 autobotti di cui una chilolitrica, un'autoscala, il carro NBCR, nucleare biologico, chimico, radiologico. In totale 26 operatori coordinati dal funzionario di guardia. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono ingentissimi. Tutto ciò che si trovava all'interno del capannone e gran parte dell'esterno è andato completamente distrutto. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, il sindaco di San Michele al Tagliamento e il personale dell'ARPAV. Le cause dell'incendio sono ora in corso d'accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. In stato confusionale, in buone condizioni di salute, a parte una sospetta slogatura a una caviglia. È stata trovata così poco dopo l'ora di pranzo da un agricoltore in via Monterua a Galzignano, la 82enne Maria Antonietta Avanzi. La donna, residente a Este, verso le 23 di martedì sera, a bordo della sua auto ha percorso quasi tutta la strada che porta all'eremo camaldolese del Monterua. Una strada senza illuminazione. Nei pressi dell'ultima rampa verso il luogo di clausura, anziché girare a destra, ha svoltato a sinistra, imboccando, sempre in auto, un sentiero in discesa con il fondo fatto anche di massi che hanno bloccato, per fortuna, l'andatura della macchina. Solo allora l'anziana deve avere realizzato di avere perso la strada e ha chiamato i carabinieri, ma senza riuscire a fornire la sua posizione. Sono iniziate le ricerche in piena notte della malcapitata, anche con l'elicottero dei vigili del fuoco, complicate dal fatto che a un certo punto la signora ha abbandonato l'auto sul posto, insieme anche al cellulare, alla borsa e al suo cane. Non era perciò più raggiungibile. Si è incamminata al buio e al gelo, coperta per sua fortuna da una pelliccia. L'hanno cercata per tutta la notte e tutta la mattina, fino a poco dopo l'ora di pranzo, nei dintorni della sua automobile, fino al ritrovamento. Sul posto, vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale, carabinieri, volontari cinofili, soccorso alpino. I lavoratori sono tornati nelle aziende dopo la pausa natalizia, non tutti però. Secondo una prima indagine di Assindustria Veneto Centro, nelle aziende di Padova e Treviso si è registrato un tasso di 9,4% di assenze dai posti di lavoro. Per contagio o quarantena risulta che un'azienda su 10 sia senza il 20% del personale.
Il dato emerge da un'indagine rapida condotta dagli industriali l'11 e 12 gennaio su un campione di 628 imprese associate delle due province, per un totale di oltre 53.000 dipendenti. La prossima entrata in vigore del Super Green Pass e l'impennata dei contagi spingono il 75,8% degli imprenditori a dichiararsi d'accordo con l'introduzione dell'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori del settore privato e pubblico. Per il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, questa ripresa forte della pandemia è certamente un fattore di incertezza che si aggiunge agli altri ancora più impattanti e causa di tensioni per le imprese, come i prezzi alle stelle dell'energia e la carenza di materie prime. Dobbiamo evitare che la nuova ondata pandemica rischi di compromettere la ripresa economica e sociale, conclude. Capite che c'è il rischio di un incentivo anche che qualcuno dica io non sono contatto di niente, o meglio, tu sei positivo, non dire che mi hai visto. Qualcuno ha ancora bisogno di andare a lavorare, cioè non è che siamo... Questo guardate che è inquietante sta storia, non possiamo imporre le quarantene e non pagare chi è in quarantena, come malattia. I rischi di peggiorare la situazione epidemiologica sono evidenti, per questo usa parole nette Luca Zaia nel chiedere al governo di riconoscere le quarantene per contatto stretto come malattia, nodo che interessa migliaia di lavoratori nel solo Veneto, dove il contagio continua a dilagare, circa 18.000 i positivi nelle 24 ore, e certo non aiuta il contact tracing ormai in tilt con Omicron, già oltre il 60% dei casi è destinata a impennarsi ulteriormente nel giro di 10 giorni. Anche per questo Zaia chiede di tradurre in pratica la linea dell'ECDC, il Centro Europeo della Prevenzione delle Malattie, e quindi tenere fuori gli asintomatici dal conto dei positivi, con effetti molto concreti. Andrebbe ritarata va ritarato il piano di sanità pubblica rispetto alle scelte su chi tamponare, chi monitorare, chi contattare. Stesso criterio che dovrebbe essere utilizzato anche nel considerare i pazienti ospedalieri. Zaia porta l'esempio della puerpera asintomatica che risulta positiva prima del ricovero. Noi chiediamo che questa quota di pazienti, che non è vastissima, che però sono qualche decina, qualche centinaio nei grandi numeri, che fra l'altro nel passaggio di colore di area con questo sistema di oggi pesano, vengano depennati dalle statistiche. Veneto che resta giallo ma che vede comunque l'arancione dietro l'angolo. Attenzione però, avverte Zaia, Omicron resta pericolosa. Nei primi 13 giorni di gennaio si è registrato un più 41% delle presenze di non vaccinati nelle terapie intensive rispetto al mese precedente e un meno 8 invece di vaccinati. Un dato sanitario che si traduce sempre più spesso in un fenomeno preoccupante. Arrivano sempre più pazienti che continuano a resistere a casa, che chiamano addirittura il 118 e poi rimandano Guardate, questa è storia che ve la posso far raccontare dagli operatori. Mettono giù e dicono ma richiamerò, alla fine vanno a prendersela a casa che non respira più. Questa è la tragedia. Quanto alle scuole, sono 254 su un totale di 1039 sotto provvedimento le classi scolastiche in quarantena per la presenza di casi Covid, 20.700 i ragazzi in isolamento, ha riferito l'assessore Manuela Lanzarin, 509 i positivi invece tra i 30.000 ospiti delle case di riposo, tra di essi però soltanto 20 gli anziani ricoverati in ospedale, segno che il vaccino per i più fragili funziona. Tracce di variante Delta e di variante Omicron nello stesso tampone. La scoperta è stata fatta lo scorso 3 gennaio dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro, che per la prima volta in Veneto ha individuato 2 casi di doppio contagio da variante Delta e Omicron. I biologi dell'Istituto Padovano specificano che non si tratta della variante Deltacron di cui si è parlato nelle scorse ore e di cui al momento non c'è evidenza scientifica, ma di una infezione contemporanea
eterogenea delle due varianti, che è stata riscontrata in 2 pazienti, uno residente nel Padovano e l'altro a Trento. Si tratta di un fenomeno raro. Non è dato sapersi se anche in passato, durante le precedenti ondate del Covid, quando circolavano le varianti alfa e beta, ci fossero stati casi di coinfezione, perché le varianti erano piuttosto simili, mentre la Omicron presenta diversità più evidenti. Sconosciuti anche gli effetti di questo doppio contagio, visto che i tamponi inviati all'Istituto Zooprofilattico sono stati mandati secondo criteri casuali. Centinaia di persone si stanno presentando nei centri punturali richiedendo ricetta, prescrizione, vaccino e firma di consensi redatti dagli avvocati, mandando in tilt tutto il sistema nazista. Il messaggio circolato sul canale ufficiale del Movimento Veneto No Green Pass inizia così e prosegue con le dettagliate istruzioni da mettere in campo per rendere difficile il lavoro degli operatori dei centri vaccinali. Dalle manifestazioni di piazza, ora possibili solo in forma statica, ad azioni mirate per boicottare la campagna vaccinale. Ecco la nuova svolta dei Novax. Si presentano in coppia con documenti scaricati dal sito di un avvocato romano No Pass e cercano di bloccare o rallentare il lavoro dei medici vaccinatori negli hub. A Padova è già accaduto, ci confermano dall'ufficio igiene dell'USL 6. Ne abbiamo avute a partire appunto da giugno a questa parte, qualcuna in più dopo l'entrata in vigore dell'obbligo superiore ai 50 anni. I nostri operatori sono preparati su cosa devono fare, cosa devono rispondere. Insomma, questa è un po' la situazione. Sì, qualcuno ha anche chiamato le forze dell'ordine, questo è vero. In qualche caso sono arrivati anche i carabinieri chiamati dagli stessi Novax. Se l'insistenza si protrae, per chi cerca di bloccare le vaccinazioni si può anche profilare l'ipotesi di denuncia per interruzione di pubblico servizio, ma ad oggi non è ancora successo, visto che, come dice l'USL Eugania, i medici padovani sono addestrati a rispondere in fretta e ad allontanare i no pass per non creare code tra chi invece si vuole vaccinare. Non possono interrompere un pubblico servizio, perché non si può tenere una linea bloccata per 1 o 2 ore, per cui per adesso non è successo, poi ne sono sempre andati via, quindi non abbiamo più avuto modo di proseguire nelle varie denunce. Intanto proseguono le vaccinazioni con prima dose, una spinta soprattutto tra i più giovani. È vero che abbiamo avuto un aumento di prime dosi, però soprattutto in quelli più giovani, sostanzialmente nei bambini e in quelli più giovani. Quelli dei 50 anni un pochino meno, ci aspettavamo qualche cosa di più, insomma, però insomma, sicuramente c'è un aumento, però dovrebbe essere un pochino di più. Già il 23% dei piccoli tra i 5 e gli 11 anni è vaccinato. Sabato e domenica nuova Open Day ad accesso libero per la vaccinazione dei bambini. È la data del primo tavolo tecnico, 17 gennaio, data fatidica per la Speedline, primo appuntamento che dovrà trovare il piano industriale sostenibile per il mantenimento degli oltre 600 lavoratori diretti e dei 200 dell'indotto dello stabilimento dei cerchioni in lega per auto dei grandi marchi del lusso. Nonostante gli annunci, è ancora presto per cantare vittoria. La partita non è assolutamente finita. Il calcio iniziale, se restiamo nella metafora calcistica, sarà dato lunedì, ma è un percorso molto in salita, molto complicato, e non lo diciamo perché siamo pessimisti, anzi. La delocalizzazione non è ancora del tutto scongiurata, tanti dubbi e le preoccupazioni per una decisione che potrebbe subire nuovi cambiamenti, a ribadirlo è il sindacato della FIOM. Quello che più ci preoccupa è che, così come è stata revocata la decisione, in tempi velocissimi potrebbe essere nuovamente rimessa in campo. L'amministratore delegato del gruppo Ronald ha esplicitamente detto che per loro la decisione della chiusura è l'unica possibile. Quello che ci preoccupa è proprio trovare invece gli strumenti per convincerli a restare. Non a caso il presidio fuori lo stabilimento di Tabina proseguirà ad oltranza. Dobbiamo controllare che in effetti l'accordo che è stato raggiunto per lasciare uscire il prodotto finito in effetti vada a finire alle case automobilistiche che sono nostri clienti, e non in qualche magazzino strano ad aumentare le scorte della Ronald.
Speedline è la punta dell'iceberg di una crisi per il mercato auto e dell'automotive a livello nazionale. Nel solo mese di novembre in Italia si è registrato un calo delle immatricolazioni del 25%. La transizione dell'auto potrebbe portare a una perdita di posti di lavoro di circa 50.000 addetti. Questo ovviamente se non si riesce ad intervenire e quindi se il governo continua sulla strada del non intervento nel settore. Parte anche da Venezia la chiamata per l'imminente mobilitazione nazionale per spronare il governo. E abbiamo intenzione, per il mese di febbraio di mettere in campo questa mobilitazione. Avvicinavano le vittime prescelte, anziani, poi con la tecnica dell'abbraccio mettevano a segno il colpo, ma non si limitavano a strappare monili in oro, catenine e orologi. Se si trovavano di fronte ad una qualsiasi resistenza, senza esitazione aggredivano le loro vittime. Non solo, in un caso sono arrivati addirittura ad una minaccia terribile: fermo o ti spariamo. In un altro, a Roncade, un anziano che aveva tentato di reagire è stato scaraventato a terra, caduta che gli aveva procurato delle lesioni. In manette sono finite 4 persone, 2 coppie di rumeni sui 30 anni. La banda aveva la base in un B&B a Mestre. Da lì partiva per agire in tutta la provincia di Treviso. Non solo, ha colpito anche in altre regioni del nord Italia. 13 tra rapine e furti accertati commessi nella Marca tra giugno ed agosto 2021. Le vittime, persone fragili, il più giovane 66 anni, il più anziano 91. La tecnica era quella dell'avvicinamento e con un pretesto quale la conoscenza di un parente, proporsi per un lavoro, la richiesta di un'informazione e poi subito l'abbraccio. E laddove questo non portava ad acquisire la refurtiva e i gioielli, ci poteva essere anche lo strattonamento che ha portato alla caduta di un anziano o addirittura alla minaccia. Oltre ai 4 arrestati, altre 2 donne sono state identificate e denunciate. I carabinieri le stanno cercando. Per loro è già scattata la misura di divieto di dimora nella regione Veneto. Come siete arrivati alla cattura di questi 4? Innanzitutto il lavoro delle nostre stazioni, le stazioni sul territorio, i controlli delle nostre pattuglie, le denunce delle vittime che sono state importanti, le segnalazioni e quindi le ricostruzioni, importanti le videosorveglianze e, come diceva il procuratore, è fondamentale la collaborazione tra le istituzioni. Una banda specializzata con una grande capacità delinquenziale, avevano numerosi alias, cambiavano spesso macchina soprattutto quando venivano fermati dai carabinieri per controlli. Le indagini continuano per accertare se sono sempre loro gli autori di altri colpi. Ieri avete dato l'allarme? Sì, signore al terzo piano, ci siamo messi d'accordo tutti e abbiamo dato l'allarme. Questo perché? Perché era 2 o 3 giorni che non aprivano la porta, 3-4 anche. Nonostante i vicini di casa abbiano lanciato l'allarme, per madre e figlia non c'era più nulla da fare. Nadia Vianello, di 89 anni, e Barbara Voltolina, di 50 anni, erano decedute già da alcuni giorni, forse da una settimana o anche più. Ieri, attorno alle 14:30, la macabra scoperta. Quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta del condominio in via Isola Saloni, assieme alle forze dell'ordine e agli uomini del SUEM 118, hanno rinvenuto il corpo di Barbara riverso sul pavimento. La madre, Nadia, invece, è stata ritrovata nel suo letto. Mi dispiace tanto perché erano 2 ragazze fantastiche. La signora non si muoveva dal letto da molto tempo. Era un po' malata, aveva male in una gamba, non si muoveva, ecco. E la ragazza gli faceva compagnia. Anche questa mattina le indagini della polizia scientifica e dei medici legali non hanno avuto sosta. Insieme dovranno fare chiarezza su questa duplice morte. Nei corpi non risultano esserci segni di violenza, porte e finestre non sono state forzate. I vigili del fuoco escludono l'intossicazione da monossido di carbonio a causa di un malfunzionamento della caldaia. Da una prima ricostruzione sembra che la 50enne Barbara si sia sentita male, sia caduta e abbia violentemente battuto la testa perdendo la vita, mentre la madre sia morta successivamente di stenti. È un'ipotesi, solo
solo l'autopsia disposta dal pubblico ministero potrà riuscire a far luce sulla causa della loro morte. Le due donne vivevano nel più stretto riservo, non avevano rapporti con il vicinato né con i condomini. La figlia usciva di rado per fare la spesa. Un po' chiuse, sì, quello sì. Però non si poteva fare altrimenti perché non riusciva mai a accettare le cose che dicevamo, che aiutavamo, che tante cose. Un gesto di ignoranza, di maleducazione, di inciviltà che deturpa il bene pubblico per esprimere dei pensieri legittimi, ma che francamente di cui in questo momento non ne sentiamo il bisogno. Sono offensivi e soprattutto danneggiano il patrimonio pubblico. Questa è la dura risposta del sindaco Conte ai vandali trevigiani Novax dopo l'ennesima scritta sui muri di protesta al vaccino. Il Vax uccide, salvate i bambini. La frase è comparsa questa mattina sul muretto esterno della scuola primaria Toniolo in via Santa Buonanuova a Treviso. Poche parole tracciate con una bomboletta spray rossa, ma di chiaro significato e precisa destinazione. Proprio lì, accanto alla scuola, dove i bambini ogni mattina giocano e ridono. Ma questo è solo l'ennesimo imbrattamento Novax in città, comparse scritte anche in via Martini e nella curva di via Tronconi accanto all'Istituto Palladio. La polizia locale sta facendo le indagini, stiamo setacciando le videocamere di sorveglianza e speriamo nel giro di poco tempo di risalire i responsabili. E intanto c'è chi con la matita ha provato a cancellarne il significato rispondendo a colpi di parole: l'ignoranza uccide, salvate bambini. Tante idee, ma bisogna realizzarle. Torri di Quartesolo scommette sul PNRR, nome in codice di Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Tra le opere in attesa di un finanziamento, l'ecocentro e la palestra della scuola primaria da costruire ex novo. Ma il progetto più significativo è la ristrutturazione della scuola materna di Marola per trasformarla in asilo nido. Il PNRR finanzia il 100% dell'opera. Stiamo preparando un quadro economico per metterlo nella relazione e fare la richiesta entro febbraio, perché i termini scadono in quel momento. Contiamo di essere veramente fra le amministrazioni che potranno usufruire di questi finanziamenti. La struttura della scuola dell'infanzia di Marola va migliorata, rivoluzionata. Servono circa 2 milioni di euro che potrebbero essere finanziati totalmente dal PNRR. Questo permetterà anche di dare una risposta alle richieste delle famiglie della zona. Noi abbiamo già un'offerta di posti in asilo nido comunale. Con la ristrutturazione e la sistemazione della sede di Marola avremo probabilmente la triplicazione dell'offerta attuale. Ora la parola passa al governo, che dovrà distribuire le risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. La risposta l'avremo a brevissimo termine, penso fra marzo e aprile di quest'anno. Quindi le somme, se saranno disponibili, lo sappiamo nel giro di 2-3 mesi. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.